Buongiorno amici di Matto Scacco, continuiamo a guardare da vicino il torneo dei candidati, quel torneo dove si sfidano gli 8 praticamente migliori giocatori al mondo e il vincitore di questo torneo avrà la possibilità di sfidare l'attuale campione del mondo di scacchi in carica, Ding Liren. Andiamo a vedere, siamo al settimo turno praticamente, oggi si giocherà all'ottavo se non erro. E oggi voglio mostrarvi questa partita fantastica tra Alireza Firouzja contro Gukesh. Voglio fare anche una rapida carrellata della partita che si è giocata tra Nakamura e Nepomniachtchi. Ci sono stati fuochi d'artificio per poi finire in una patta. C'è stato cavallo F2 da parte di Nepo. Questo cavallo non si può catturare poiché segue alfiere scacco, si perderebbe la donna. E allora, dato che adesso c'è l'alfiere sotto, Nakamura gioca alfiere per H7, 2 punti esclamativi, stanando il re, la donna riesce a catturare in A8 e arrivano ancora sempre colpi di scena in questa partita che non finisce mai di stupirci. Qui dopo una serie di robe incredibili arriva il sacrificio da parte di Nepo che ha giocato veramente con una grinta assoluta questa partita. Una serie di mosse geniali, sacrifica tutto, ma quando dico tutto veramente tutto, per ritrovarsi poi con Regina contro 3 pezzi, di cui uno di questi è la torre e giustamente i giocatori si accorgono praticamente per la patta dopo una serie di ripetizioni. Oddio, non è che c'era anche troppa possibilità. Bene, ma ritorniamo alla nostra partita. Questa partita non è da meno, è stata veramente molto interessante. Alireza apre con D4, Gukesh risponde cavallo F6, alfiere F4, siamo all'interno di un sistema di Londra. Non è raro ultimamente vedere anche ad altissimi livelli, per altissimi livelli intendo over 2700 punti, il sistema di Londra. Un'apertura, un sistema, ossia cosa sono i sistemi? Una serie di mosse praticamente che tu puoi fare quasi indipendentemente da quello che fa il tuo avversario. E questo è molto interessante. Vediamo come Gukesh intende annientare, intende confutare questo sistema. In genere questa è la sistemazione classica, si mette il cavallo in C6, si mette l'alfiere in D6 e questo alfiere in D6 contrasta il forte alfiere in F4 del bianco. Questo è quello che succede nello standard, ma noi sappiamo che questi geni non giocano in maniera standard, quindi arriva subito Donna B6. Donna B6 è anche la confutazione che Nakamura spiega nei suoi video, no? Sapete, anche Nakamura fa divulgazione online, eccetera. Anche lui cerca di uscire subito con la Donna B6 con l'obiettivo target, subito questo pedone B2, dato che il bianco è uscito prematuramente con l'alfiere camposcuro. Torre B1, cattura e ovviamente ora arriva subito un'altra idea. Alfiere D7, ma che mossa strana, potrebbe essere più naturale sviluppare un cavallo o l'alfiere camposcuro per arroccare da qualsiasi parte, ma qui c'è subito un piano strategico, dato che in questi sistemi dove il nero va a piazzare poi diciamo la sua catena pedonale su case scure, quindi B2, C3, D4, l'alfiere più importante è sicuramente l'alfiere campochiaro. L'idea di alfiere D7 è quella di giocare alfiere B5 andando a 1 togliersi l'alfiere cattivo. Perché l'alfiere C8 del nero è un alfiere cattivo? Perché vedete che non riesce ad uscire, cioè non ha parti buone dove fare qualcosa. Quindi con l'alfiere B5 chiedo un cambio obbligato praticamente degli alfieri, elimino il mio alfiere cattivo e elimino l'alfiere buono del mio avversario. Quindi questo è il piano. E infatti arriva subito questa cattura. Ovviamente Alireza decide di non catturare, di lasciare che sia il nero a catturare, così si potrà decidere di catturare col cavallo, fare un futuro un rocco corto, catturare col re, lasciare il re in F, insomma ci sono tante possibilità. Cavallo BD7, torre in H3, questa mossa mi ha veramente sorpreso, veramente questa idea di portare la torre in gioco tramite H3 veramente in stile Alfa 0, incredibile. Alfiere 7, H5, ragazzi siamo all'11ª mossa, il bianco non ha minimamente intenzione di arroccare, non può più arroccare lungo, non può più arroccare corto e il suo pedone H è già arrivato in H5. Guardate come il gioco degli scacchi si sta veramente evolvendo. Noi quando vediamo le partite di questi grandi
Sembrano a volte veramente delle partite di principianti, pedoni arretrati, pedoni isolati, pedoni a caso lanciati su, ma qui non c'è nulla a caso, mamma mia, c'è sempre veramente da imparare. H6, pedone in A4, alfiere per F1, alla fine decide di catturare con il re, arrocco corto e Rg1 giustamente per togliersi da questa diagonale che era debole. Donna C6, cavallo in E5, cambio, e qui se si vuole giocare in maniera più solida si cattura con l'alfiere, ovviamente i giocatori decidono per la linea più tagliente, cattura col pedone, il cavallo se ne deve andare e adesso arriva torre G3 e arrivano le prime minacce, la torre è riuscita ad entrare in gioco e arrivano le prime minacce. Il re si toglie dalla minaccia e arriva a 5. Guardate come Alireza continua a prendere spazio con questi pedoni di torre veramente in pieno stile Alfa Zero. Difficilmente queste mosse sono sbagliate. Donna C7 attaccando il pedone e adesso cavallo F3, fregandosene bellamente del pedone e continuando ad accumulare i pezzi verso l'ala di re, ala dove ci sarà probabilmente un attacco. Donna per A5, C4 contrastando il centro, attenzione che questo pedone non si può catturare perché dietro c'è il cavallo. Torre in G8 dando uno sguardo alla difesa, torre 1, questa mossa fa perdere parecchia iniziativa al bianco, donna B4, B3, ricordiamoci sempre che questa mossa non si può giocare perché c'è sempre questa e quindi arriva cavallo C5 e inizia un po' di pressione sul pedone debole in B3. Cavallo D4 che difende, cavallo in E4, attacco sulla torre che si deve spostare, donna C5 e adesso torre C1 con attacchi di scoperta sulla donna. Torre che va in D8, il motore preferiva forse leggermente questo tipo di mossa così c'erano magari robe di questo tipo, ma in partita invece viene giocata questa. B4, donna per B4 e C per D5. Ora siamo davanti a un punto di svolta perché si può decidere di catturare con il pedone, ovviamente non si può catturare di torre perché perdiamo secco un pezzo, quindi si può decidere di catturare di pedone e non è la mossa che viene giocata in partita e questa posizione comunque porta il nero ad avere 3, 4, 5, 6 pedoni contro 1, 2, 3, 4 pedoni, quindi il nero ha 2 pedoni in più ma una scarsa attività dei pezzi, un alfiere che non fa granché, le torri che non fanno granché. I pezzi invece del bianco sono tutti molto ma molto attivi, quindi c'è compenso. A questo punto però Gukesh decide di mettere un po' di pepe ancora in più alla partita giocando un sacrificio, cavallo per F2. Decide di eliminare ulteriormente ancora i pedoni del bianco, che è rimasto semplicemente con 3 pedoni contro 6. Dovrebbe esserci compenso, no? I 3 pedoni dovrebbero compensare il pezzo, vediamo se è vero. Ora c'è pressione, quindi torre 4 per difendere, torre AD8 aumenta la pressione su quel pezzo, difendiamo quel pezzo, alfiere C5, 4 attaccanti su quel pezzo, il bianco non ha la possibilità di aggiungere un ulteriore difensore, quindi arriva donna B3, l'unica mossa in grado di salvare tutto. Ovviamente se l'alfiere va a catturare si perde la donna e se si fa il cambio di donne il cavallo si salva dai miliardi di attacchi che gli stanno arrivando sopra. Infatti donna per B3, cavallo per B3 e qui si va a una semplificazione, torre per E3. Bene, è vero che il bianco ha un cavallo in più, ma è anche vero che il nero ha 2 pedoni liberi di andare a promozione uniti sull'ala di donna. Il motore dà valutazione 0-0, ma noi sappiamo che queste partite così squilibrate è molto difficile, anche loro, sì, sono loro dei motori viventi, ma sono anche degli esseri umani che godono per fortuna di emozioni, che hanno tra l'altro poco tempo sull'orologio, 1 minuto il bianco, 4 minuti e 50 il nero, quindi insomma può succedere di tutto in un finale di questo tipo, dopo una partita tesissima, infatti inizia l'avanzata di questi pedoni, giustamente. Torre C7 con l'idea di attaccare la settima traversa, il nero momentaneamente se ne frega di questa cattura perché minaccia il cavallo si sposta e ora torre per difendere e supportare questa avanzata.
Peccato che arriva ora cavallo in D7. Si poteva catturare questo pedone? No, perché si perde il cavallo. Cavallo D7, una mossa strana. E in partita viene giocata re H7. Guardate la barra come cambia improvvisamente. Ma si poteva per caso spingere il pedone in A3 e in A2 e in A1 andare a promozione? Sembra di sì, che male c'è? E in realtà il problema è questo, che su questa mossa abbiamo la deviazione della torre che non controlla più l'ottava traversa, torre per A3. Torre per A3 e in caso di torre per torre arriva lo scacco matto. Qui esercizio di tattica, metti in pausa il video e dimmi com'è possibile fare scacco matto praticamente in 4 mosse. Si parte ovviamente con uno scacco, quindi torre scacco, il re è costretto ad andare qui. Adesso abbiamo ancora uno scacco e il re è costretto ad andare in ottava traversa subendo gli scacchi di scoperta. Cavallo in G6 che supporta le entrate di torre in H8. Ok, il nero potrebbe perdere un ulteriore tempo in questo modo, ma dopo lo scacco il cavallo toglie ogni chance, a parte che già il pedone toglieva le vie di fuga, ma soprattutto ora il cavallo supporta la torre in H8, scacco matto. Bella fregatura, Bella fregatura. Quindi non si può spingere questo pedone, motivo per cui in partita viene giocata re H7, torre F3, l'idea è sempre quella di dare matto al re nero. E qui il nero ha poco da fare se non cercare veramente qui di avanzare. Peccato che c'è torre per F7, re H8, cavallo F8, tutto per tutto. La sfiga vuole che questa regina quando va a promozione non fa neanche scacco, quindi non è una mossa forzata, ma dopo cavallo G6 ovviamente i Gukesh abbandona. Perché? Perché segue in caso di re G8, qui arriva matto in 14.000 modi diversi, anzi solo così, solo in una mossa, matto in una mossa. E sì, non penso c'erano troppe altre alternative. Qui arriva sempre scacco matto perché il cavallo controlla sempre qui. Partita veramente fantastica. Mi piace tantissimo come si sta evolvendo questo torneo perché è veramente interessante. Andiamo a vedere adesso la classifica alla fine di questi turni perché adesso è veramente interessante vedere come sta andando. Allora, vedendo i risultati, abbiamo una classifica dove Nepo è primo con il punteggio di 4,5. Poi secondo, terzo, quarto posto in realtà a pari merito perché sono tutti a 4 punti. Quinto, sesto e settimo, quinto e sesto 3 punti e mezzo Hikaru, Vidit e a seguire Alireza e Abasov che purtroppo non sta facendo un bellissimo torneo, deve ancora fare una vittoria. Per ora ha solo fatto patte e collezionato alcune sconfitte. Torneo ancora tutto aperto, vi ricordiamo che finisce il 22, dovrebbe finire il 22 di aprile, quindi ci sono ancora tante partite, c'è ancora tanta strada da fare, ma noi rimaniamo sempre qui aggiornati su Matto Scacco. Ciao!